Un mix di droghe che gli ha procurato una crisi psicotica fatale. Le prime verità su quella maledetta sera, quando dopo un rito sciamanico, Alex Marangon, 25 anni, è scomparso nel nulla. È la notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno. Qualche giorno dopo il corpo del giovane viene ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello. Ad oltre un anno dalla morte del 25enne sono arrivati i tanto attesi esiti degli esami tossicologici. Il ragazzo, che sarebbe caduto dalla terrazza dell'abbazia di Vidor, aveva nel sangue un mix di droghe, alcune assunte nell'immediatezza di quella sera, altre nei giorni precedenti. Fra queste sono emerse nel sangue tracce delle piante con le quali viene preparata l'ayahuasca, una droga illegale in Italia che dà un effetto psicotropo e allucinogeno. A provocare un esito dirompente anche l'assunzione, da quello che sarebbe emerso, di cocaina e di altre sostanze. Dunque la prima risposta è arrivata. Quella sera l'ayahuasca era presente. Gli esiti di questi esami sono già arrivati in procura. Questi risultati aprono altri scenari. Chi avrebbe dato ad Alex quel mix di droghe? Probabilmente l'effetto causato al giovane è stato più grave che agli altri partecipanti, proprio per l'assunzione anche della cocaina. Alex quella notte, dopo aver preso un cocktail di stupefacenti, è entrato in uno stato di alterazione mentale, tale forse da sconvolgergli la percezione della realtà. Ora sarà la procura a dover decidere i prossimi passi. È rimasto aperto intanto il fascicolo per omicidio volontario. Sarà da capire se l'organizzatore Andrea Zuin e i curanderi saranno considerati responsabili della presenza degli stupefacenti durante il rito sciamanico. Fino ad ora avevano dichiarato che la ayahuasca non era stata fatta circolare quella notte. Ora la verità è venuta a galla, una verità che lascia aperta ancora molte domande. Perché, se Alex ha avuto una crisi talmente grave, nessuno lo ha fermato? E perché l'allarme è stato lanciato dopo 3 ore? A queste domande difficilmente si troverà una risposta.